Cari amici della Tenda TV, bentrovati a Quando scoppia la pace, la trasmissione che nell'ambito del centenario della Grande Guerra vi sta raccontando gli eventi più significativi che hanno luogo nella nostra città, Vittorio Veneto. Uno di questi eventi si terrà appunto a Vittorio Veneto martedì 30 e mercoledì 31 ottobre prossimi e questo evento si chiama L'Esercito Vince. Altro non è che la cerimonia ufficiale conclusiva delle celebrazioni della fine della Grande Guerra dell'esercito italiano. Questo non è un raduno di un'associazione d'arma come tutti quelli che vi abbiamo raccontato a partire dal mese di maggio di questo intenso 2018, ma il protagonista sarà proprio l'esercito italiano. Abbiamo quindi pensato di proporvi questa ulteriore puntata di Quando scoppia la pace per parlarvi sia del programma della manifestazione, ma anche per parlarvi delle armi e delle specialità di cui non ci siamo occupati nelle scorse occasioni. Abbiamo il piacere di avere qui con noi quest'oggi il colonnello Mario Di Girolamo, comandante del Reggimento Lancieri di Novara. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. E poi abbiamo, come sempre, Barbara Denardi, l'assessore al centenario di Vittorio Veneto. Siamo ospiti, tra l'altro, nel municipio di Vittorio Veneto per quest'ultima puntata di Quando scoppia la pace. Abbiamo detto il Reggimento Lancieri di Novara si occuperanno, tra le altre cose, dell'allestimento dell'area espositiva che troverà posto il 30 e il 31 ottobre in Largo Cavallotti, proprio a due passi da Piazza del Popolo, ma di questo ne parleremo più avanti. Ora inizierei dall'assessore Denardi. Voglio chiedere come mai Vittorio Veneto per questa cerimonia conclusiva, l'esercito vince, questa cerimonia conclusiva per le celebrazioni della fine della Grande Guerra dell'esercito, come mai è stato scelto Vittorio Veneto? Vittorio Veneto fu sede della battaglia conclusiva, tanto che Vittorio Veneto è anche conosciuta come la città della vittoria, perché appunto segnò il termine e diciamo quello che era l'obiettivo finale della terza battaglia del Piave, appunto poi rinominata anche battaglia di Vittorio Veneto. All'epoca la nostra città non si chiamava ancora Vittorio Veneto, si chiamava solo Vittorio, il suffisso Veneto fu aggiunto successivamente, ma il 24 ottobre del 1918, esattamente un anno dopo la battaglia di Caporetto, quindi quella che segnò il momento più difficile per il nostro esercito, iniziò l'ultima battaglia, la battaglia finale, con la quale i nostri comandi speravano e riuscirono effettivamente a sconfiggere definitivamente i tedeschi e gli austro-ungarici. Vittorio Veneto era stato sede nell'anno dell'occupazione di un notevolissimo numero di importanti comandi delle truppe nemiche e proprio per questo era stato individuato come obiettivo finale di quella battaglia, oltre che essere appunto, noi vittoriesi questo lo comprendiamo benissimo, il punto nel quale si potevano separare le armate avversarie entrando anche poi nell'unica valle che dava accesso alla Val Belluna e quindi a Cortina e poi successivamente all'Austria, ma apriva anche la strada poi per tutta la pianura friulana. L'esercito italiano arriva a Vittorio Veneto il 30 ottobre del 1918 e da lì inizia una vera e propria cavalcata. Insomma, qui abbiamo un ufficiale di cavalleria, una vera e propria cavalcata verso tutta la pianura friulana e quindi verso poi Trieste, dove arriverà alla fine nel momento in cui l'armistizio siglato il 3 novembre a Villa Giusti poi entrerà effettivamente in vigore, quindi alle ore 15 del 4 novembre 1918. Quindi Vittorio Veneto, la nostra città come punto cardine, ed è per questo allora che avete deciso di celebrare
non è una festa come spesso si dice, la festa per la fine della Grande Guerra, no, è una celebrazione. Avete deciso di fare questa celebrazione proprio in queste due date simbolo, quindi il 30 e il 31 ottobre qui a Vittorio Veneto. Ci saranno diversi momenti, un programma bello interessante, però in questa prima parte della nostra trasmissione volevamo chiedere in sintesi al colonnello Di Girolamo di darci qualche nozione, qualche informazione sulle armi e sulle specialità di cui noi non ci siamo occupati nelle scorse puntate. Lo ricorderete, abbiamo iniziato con i fanti a maggio, poi vi abbiamo parlato della cavalleria, abbiamo parlato dei lagunari, dei paracadutisti, però l'esercito non è solo questo, c'è anche molto altro. Colonnello, in sintesi, perché altrimenti potremmo stare qui delle ore a raccontare tutto, ci dia una panoramica di quello che è l'esercito, quelle che sono le altre specialità. Come da lei detto, in precedenza, nelle puntate precedenti, avete parlato di quelle che noi definiamo le armi combattenti, quindi la fanteria e la cavalleria. E nonostante io sia un ufficiale di cavalleria, parlerò oggi di quelle che vengono definite le combat service support, ovvero le armi che diciamo asservono e quindi riescono a far muovere e combattere coloro i quali sono in prima linea o più in prima linea rispetto alle armi di cui parlerò adesso, e quindi in particolar modo l'artiglieria, il genio, le trasmissioni e l'arma dei trasporti e materiali. Per quanto riguarda l'artiglieria, diciamo che ha come motto sempre e dovunque, riesce a garantire a coloro i quali sono in prima linea il supporto di fuoco a un raggio molto elevato, anche fino a 40 km. Inoltre garantisce anche la copertura dello spazio aereo, con un'altra sua specialità, che è quella appunto dell'artiglieria contro aerei. Per quanto riguarda invece il genio, diciamo, rappresenta per coloro i quali sono in prima linea la capacità di muovere sul terreno e quindi di aprire varchi, ma anche di creare degli ostacoli diciamo al nemico, e quindi attraverso le sue specialità, le specialità interne, quindi pionieri, guastatori, ferrovieri, pontieri, come appunto dicono le stesse parole delle specialità, permettono quindi di muoversi attraverso sempre carri gittaponte, quindi attraversare, o attraverso i guastatori aprendo varchi o costruendo addirittura degli ostacoli per il nemico. Poi abbiamo detto l'arma delle trasmissioni, che diciamo probabilmente è l'arma a maggiore connotazione tecnologica, che permette i collegamenti nelle moderne missioni internazionali tra i teatri operativi e la madrepatria, quindi un'altissima valenza tecnologica, oltre che tutto il comparto della cosiddetta guerra elettronica, quindi la capacità di interferire sulle comunicazioni avversarie. Per quanto riguarda invece l'arma dei trasporti e materiali, come dice la stessa parola, permette il supporto logistico, quindi il trasporto anche a grandissime distanze, nonché tutto ciò che afferisce all'area dei materiali in dotazione all'esercito italiano, quindi munizioni, sistemi d'arma, eccetera, eccetera. Non dobbiamo però dimenticarci, a fianco alle armi, quelli che sono i corpi, che per noi appunto rappresentano un aspetto molto fondamentale, come sono il corpo di sanità e veterinaria, il corpo degli ingegneri e il corpo del commissariato. Sanità e veterinaria va da sé e riguarda tutto ciò che appunto afferisce all'area medica, sia per quanto riguarda gli uomini, sia per quanto riguarda i quadrupedi e i cani, o comunque tutta l'area che riguarda la parte veterinaria, che può essere anche la parte di sicurezza nelle mense, piuttosto che tutto ciò che ha a che fare con l'acqua, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda sempre un'altra specifica capacità dell'area sanitaria, quella parte psicologica, che oggigiorno è sempre più presente nei teatri operativi grazie ai nostri ufficiali psicologi. Per quanto riguarda invece il corpo del commissariato, il corpo del commissariato è stato il primo corpo ad avere ufficiali di sesso femminile e arruola al suo interno personale specializzato nel settore economico, ma anche in quello giuridico, e quindi tutte le materie che possono diciamo riguardare questa difficile
attività, soprattutto con tutte le burocrazie che oggigiorno ci sono in un contesto come quello nostro, che è un contesto appunto statale. E concludo col corpo degli ingegneri. Anche questo unico corpo che ha presente solamente ufficiali con varie lauree specialistiche che partono, diciamo, dall'area geografica attraverso dei trasporti, dei materiali, chimica, diciamo tutto ciò che riguarda proprio la costruzione, quindi la parte edile, e quindi il corpo degli ingegneri. Non ultimo, ma diciamo non rientra né nei corpi né nelle armi, è l'aviazione dell'esercito, che appunto, come dice la stessa parola, rappresenta la nostra componente volante, quindi componente ad ala rotante, quindi gli elicotteri con tutti i diversi assetti degli elicotteri, e ad ala fissa, quindi con gli aerei in dotazione all'esercito italiano. Ecco, grazie, perché in sintesi ci ha dato questa ampia panoramica, così abbiamo chiuso un po' il cerchio per quello che riguarda appunto le armi, le specialità dell'esercito italiano, però rimango ancora qualche istante da lei, perché uno dei concetti che si è rafforzato in questi anni è quello del dual use, cioè la capacità dell'esercito di schierare i propri assetti non solo nei teatri operativi propriamente detti, ma anche di andare a supporto della comunità nazionale. Ci spieghi questa sì, novità, possiamo dire così? In realtà, secondo il mio parere, non è una novità, perché nella nostra formula del giuramento noi quando giuriamo per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Quindi è proprio in questo concetto risiede, a mio parere, questa nostra capacità di poter cambiare l'assetto e quindi intervenire anche lì dove non sia proprio un vero e proprio contesto operativo di tipo war. Nello specifico la capacità duale è spiccatamente legata alle unità del genio, ma non solo alle unità del genio, e potrei parlare, per far meglio comprendere questa nostra capacità duale, di due operazioni, ovvero l'operazione Strade Sicure, che tutti i cittadini italiani quotidianamente, abbiamo schierati sul territorio italiano circa 7.100 tra uomini e donne, a difesa e diciamo a vigilanza di obiettivi sensibili e anche in pattugliamenti in aree particolari, alle dipendenze dei prefetti, i quali ovviamente chiedono il supporto per questo tipo di attività che parte ormai da 10 anni e che vede, come ho detto prima, impegnati su tutto il territorio italiano notevoli tutti i reparti dell'esercito italiano. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto, quindi la salvaguardia delle libere istituzioni e la capacità di operare in situazioni di pubbliche calamità, come sappiamo le pubbliche calamità possono essere di vario tipo, dall'emergenza terremoto alle alluvioni, all'emergenza neve. Ecco, l'ultima operazione conclusa è stata l'operazione Sabina, che è durata circa un anno, dal 24 agosto del 2016, giorno che tutti quanti ricordiamo per il tragico terremoto del 6° grado della scala Richter che ha colpito Rieti, l'area del Rietino e l'area di Ascoli Piceno, e sin dalle prime ore della notte sono intervenuti i nostri assetti, che hanno poi creato un raggruppamento denominato proprio raggruppamento Sisma con sede a Rieti, e che ha visto dispiegati mezzi e materiali e uomini in tutto il centro Italia a supporto della popolazione, con i compiti più disparati, da quello di rimozione delle macerie a quello di vigilanza e quindi compiti antisciacallaggio nei paesi e nelle città ormai deserte a seguito del terremoto, oltre che al trasporto di persone che avevano magari avuto traumi particolari attraverso gli elicotteri, e capacità anche di ricostruire, quindi abbiamo ricostruito dei piccoli villaggi con dei moduli abitativi, quindi cercare di far capire come l'esercito può essere presente indipendentemente dall'utilizzo delle proprie armi, ma con gli stessi sistemi possono essere impiegati in maniera speculare diciamo, per aiutare la popolazione. Questo in aderenza a quanto stabilisce anche il libro bianco della difesa, dove viene stressato questo concetto della nostra capacità duale, perché ovviamente noi facciamo parte della collettività e dobbiamo essere al servizio della collettività e della comunità, e questo credo che negli ultimi anni si sia visto in maniera molto evidente, perché
Quando io ero bambino non ricordo mai di aver visto militari per strada, ma il concetto, vedevo la caserma e vedevo i militari in caserma. Oggigiorno io ho un figlio piccolo, tutti i giorni vede il militare e dice papà c'è un soldato, proprio perché pur essendo piccolo riconosce nell'uniforme lo status del militare. A questo proposito volevo dire anche della velocità del tempo di intervento dei nostri assetti. Infatti proprio durante l'operazione Sabina, come tutti ricordiamo, c'è stata quella nevicata che ha colpito poi l'hotel Rigopiano, eccetera, eccetera, e i nostri militari con i nostri assetti sono stati gli unici a poter poi intervenire con le nostre turbine e con i nostri mezzi per aprire un varco per far sì che potessero arrivare non solo uomini con gli sci, come abbiamo visto che sono arrivati, ma anche materiali e uomini per soccorrere le persone che appunto erano sotto le macerie dell'hotel Rigopiano. Quindi una capacità sì duale con una notevolissima velocità di intervento. Grazie, grazie, perché l'abbiamo già detto anche nelle precedenti puntate, ma effettivamente da un po' di anni a questa parte i militari non si trovano solo all'interno delle caserme, ma possiamo trovarli appunto lungo le strade delle principali città. Andiamo a vederci un video che ci è stato fornito appunto dall'esercito, che così riassume un po', ci mostra un po' di immagini anche un po' spettacolari di alcuni addestramenti degli uomini e poi anche dei mezzi dell'esercito, e ci ritroviamo qui tra poco.
Rieccoci qui quando scoppia la pace, siamo ospiti del municipio di Vittorio Veneto per quest'ultima puntata. Vi stiamo parlando dell'esercito italiano, non perché ci sia un raduno di qualche associazione d'arma, ma perché l'esercito ha deciso di concludere a Vittorio Veneto le celebrazioni per la fine della Grande Guerra, e lo farà con un evento che vedrà la nostra città protagonista martedì 30 e mercoledì 31 ottobre. Ma il giorno prima, Assessore De Nardi, che cosa succede? È una cosa collegata a questo evento? Il giorno prima inizierà il percorso che porterà l'esercito italiano a Vittorio Veneto, perché all'Altare della Patria, appunto lunedì mattina, preleveremo il fuoco che normalmente arde costantemente vicino al sacello del Milite Ignoto, per poi portarlo a Vittorio Veneto, in particolare con una lanterna che tra l'altro è stata realizzata con la collaborazione del nostro Fab Lab, per cui direi un orgoglio doppio per Vittorio Veneto, e che è stata sostanzialmente personalizzata con il logo del centenario, e che avrà dentro una candela a sua volta decorata dal logo del centenario. Preleveremo appunto il fuoco che verrà poi consegnato ai lancieri di Montebello, che raggiungeranno poi Vittorio Veneto per la cerimonia del 30 e 31 ottobre. Insomma, una cerimonia dal significato simbolico. Ovviamente il fuoco dell'Altare della Patria è il fuoco della patria, quindi sostanzialmente lo spirito del paese che assiste e rafforza l'esercito nel suo raggiungere Vittorio Veneto, che nel 1918, come avevamo detto, era quindi la città obiettivo dell'avanzata dell'esercito. Quindi questo fuoco verrà portato da Roma a Vittorio Veneto, e poi nella serata, perché il primo dei due appuntamenti della 2 giorni sarà alle 19, che cosa succederà? Allora, nella serata, in ricordo di quello che appunto è accaduto 100 anni or sono, e in una staffetta simbolica tra i lancieri di Firenze insieme ai bersaglieri ciclisti che per primi entrarono in Vittorio Veneto nel 1918, i lancieri di Montebello insieme a dei bersaglieri ciclisti, che ovviamente non esistono più come specialità, ma con delle biciclette storiche relative proprio alla prima guerra mondiale, entreranno in Vittorio Veneto, attraverseranno via del Fante, che era la via appunto dove 100 anni or sono entrarono i lancieri di Firenze accompagnati dai bersaglieri ciclisti, e arriveranno in Piazza del Popolo, dove simbolicamente riaccenderanno con questa lanterna il fuoco su un braciere, che sarà posto di fronte quello che sarà poi il giorno successivo lo schieramento della cerimonia militare a cui parteciperà il signor Capo di Stato Maggiore dell'esercito. Cerimonia militare che vedrà un reggimento di formazione comandato da un colonnello, dal comandante del reggimento Genova Cavalleria, che con vari assetti, compresi appunto anche assetti montati a cavallo dei lancieri di Montebello e i bersaglieri ciclisti, renderà gli onori al signor Capo di Stato Maggiore dell'esercito, e al termine della cerimonia verrà effettuato uno spettacolare lancio da parte della sezione di paracadutismo sportivo del centro sportivo dell'esercito, che rievocherà il primo paracadutista militare, che è il noto Alessandro Tandura, e quindi verrà celebrato in un passaggio di consegne centenario con uno spettacolare lancio con una bandiera dell'Italia della grandezza di 400 metri quadri. Quindi, allora, perché ci ha detto il programma, avete capito che c'è tanta carne al fuoco. Allora, giusto perché possiate essere presenti anche voi in piazza nel corso di questi due momenti. Il primo momento, alle 19 inizierà lo sfilamento da via del Fante, idealmente ci sarà il percorso fino a Piazza del Popolo. Poi in Piazza del Popolo ci sarà l'accensione del braciere, che è il braciere che tutti voi conoscete, quello che porta al suo interno le terre dove è stato combattuto il primo conflitto mondiale. Quindi ci sarà l'accensione di questo braciere, e poi una breve cerimonia che si concluderà subito dopo, quindi sarà intorno alle 20, giusto Assessore? Questo per quello che riguarda martedì 30. Ci si darà appuntamento l'indomani per la cerimonia militare. A che ora?
10:30. Alle 10:30 ci saranno tutti gli schieramenti in Piazza del Popolo. Ormai siamo abituati, perché Vittorio Veneto ne ha ospitate tante di cerimonie militari in questo 2018, però ci sarà la cerimonia ufficiale dell'esercito, giusto? Giusto. Passiamo il microfono all'assessore Denardi. Allora, anche in questo caso un orgoglio poter abbracciare l'esercito italiano che ha deciso di essere qui a Vittorio Veneto. Sicuramente l'amministrazione tutta ringrazia l'esercito italiano per aver scelto Vittorio Veneto per questa importante cerimonia e anche per tutte le attività collaterali che in quei 2 giorni verranno svolte, perché insomma credo che dopo il colonnello ne parlerà diffusamente, visto che è lui il responsabile dell'area espositiva che verrà installata e che, da quanto ho potuto leggere e apprendere durante le riunioni preparatorie, sarà uno sforzo considerevole che l'esercito italiano fa anche in termini di dispiegamento di personale e di mezzi, per cui anche per questo non possiamo che ringraziarli. Ci sarà anche un annullo filatelico, questa è una novità che si è aggiunta in questi giorni, che siamo riusciti ad ottenere, per cui i vittoriesi e chi fuori da Vittorio Veneto verrà ad assistere alla cerimonia potrà anche avere questo annullo filatelico speciale per quella giornata. È sicuramente un grande onore riabbracciare l'esercito italiano, anche perché Vittorio Veneto è l'unica città che conta la decorazione della Croce d'Oro al merito dell'esercito fra le sue decorazioni, e direi che è la rappresentazione che questo legame, che ormai da 100 anni unisce Vittorio Veneto e l'esercito, non si è interrotto e difficilmente credo si interromperà anche in futuro. Grazie assessore. Dicevamo, ci sono questi 2 momenti che catalizzeranno l'attenzione, ma non solo, perché ci sarà anche un'area espositiva. Dicevamo, Largo Cavallotti, vicino a Piazza del Popolo. Che cosa porterete in esposizione? Allora, l'attività espositiva che farà da cornice alle celebrazioni, quindi alla cerimonia militare, sarà un'area espositiva, come detto, adiacente alla piazza, nella quale l'esercito cercherà di portare sia mezzi con i quali quotidianamente, come parlavamo prima, l'esercito gira per le città principali, come ad esempio il Lince, ma anche mezzi che utilizziamo per le attività più operative, e inoltre dei simulatori, quindi far capire come interattivamente il nostro personale si addestra all'utilizzo dei nostri sistemi d'arma. Nello specifico, i mezzi che ritroveremo nella piazza saranno una blindo armata Centauro, che è il sistema d'arma tipico dei reparti di cavalleria, un VBL, quindi l'acronimo di veicolo blindato leggero Puma, che è un altro sistema, un mezzo che utilizziamo in Italia e all'estero, e la Lince, quindi un altro mezzo ruotato che viene utilizzato quotidianamente sia nelle missioni di pace che nelle operazioni strade sicure. Questo per quanto riguarda il mio reggimento, quindi il reggimento di cavalleria, quindi propriamente l'arma di cavalleria. Per quanto riguarda la fanteria, i lagunari porteranno un battello Zodiac e un barchino, proprio tipico della loro specialità, quindi i cosiddetti fanti di mare, e quindi ovviamente assetti e quindi equipaggiamenti che riguardano l'utilizzo del mare e quindi la vigilanza delle coste, eccetera eccetera, tipico e precipuo delle loro competenze. Inoltre ci sarà i cosiddetti simulatori, sia simulatore di volo, quindi utilizzato, come detto prima, dall'aviazione dell'esercito, il cosiddetto Rolfo, con 2 simulatori che permetteranno a tutti coloro i quali vorranno provare, e io invito tutti, soprattutto i ragazzi, perché queste attività vengono fatte affinché i ragazzi capiscano cosa significa entrare a far parte dell'esercito, cosa significa lavorare con noi e cosa potrebbero fare, e quindi magari realizzare quello che per loro è un sogno e toccare con mano qualcosa che potrebbe poi cambiare, come è stato per me, la mia vita, e quindi capire e abbracciare quello che fa l'esercito. Tra le attività interattive ci sarà anche il simulatore del carro armato Ariete, mezzo, come dice la parola stessa, un carro armato, quindi anche questo dell'arma di cavalleria, solamente che è un mezzo più imponente rispetto al blindo armata Centauro, ed è cingolato, e quindi anche lì un allenatore alle procedure, quindi tutte le procedure per arrivare al fuoco e quindi per arrivare a tutte le manovre,
fatte tramite quello che quotidianamente i ragazzi fanno con un joystick ed un computer. Inoltre qualcosa di un po' più fisico, ovvero la parete di roccia, che è uno strumento sul quale i nostri alpini si addestrano quotidianamente per poi passare a quelle che sono le vere e proprie arrampicate in montagna, che verrà fornito dal reggimento non alpini dell'Aquila. E inoltre ci sarà un info point dove alcuni ragazzi potranno dare tutte le spiegazioni relative ai concorsi e quindi alla modalità diciamo alle diverse modalità per aderire tramite concorso alle diverse categorie, quindi quella dei graduati, quella dei sottufficiali e quella degli ufficiali, attraverso le nostre scuole, attraverso le nostre accademie, quindi capire e qui avvicinare i ragazzi a dire: come posso un giorno diventare pilota di elicotteri, come posso un giorno guidare un carro armato, eccetera eccetera. Quindi saremo a disposizione, ma non solo di ragazzi, di tutta la popolazione, come abbiamo già fatto in precedenza in tutti questi anni diciamo celebrazioni del centenario della Grande Guerra. In realtà l'Esercito Vince è l'atto conclusivo delle celebrazioni, che sono partite nel 2015 con l'Esercito Marciava, sono proseguite nel 2016 con l'Esercito Combatte, sono continuate con l'Esercito Resiste nel 2017 e si concluderanno fra pochi giorni con l'Esercito Vince, proprio perché, come ha detto prima la dottoressa, il 4 novembre la firma dell'armistizio, o meglio l'entrata in vigore dell'armistizio, segna la vittoria dell'Italia e quindi della Prima Guerra Mondiale, e quindi l'unica vittoria che, diciamo, l'esercito italiano e quindi l'Italia intera ha conseguito a livello bellico. Grazie, e quindi l'invito è quello anche appunto per i ragazzi, è quello di venire a vedere questa grande esposizione, perché ci ha fatto un elenco molto importante, quindi vedremo se ci staranno tutti nell'area espositiva, e quindi l'invito è quello a partire dal pomeriggio del 30. Dal pomeriggio giusto? del 30. Dal pomeriggio del 30 e poi per 2 giorni ci sarà in maniera stabile questa esposizione. Io vi ringrazio per essere stati qui, grazie al colonnello Di Girolamo e grazie all'assessore Barbara De Nardi. Si conclude in questo momento questo nostro percorso. È stata una lunga cavalcata da maggio fino a ottobre. Novembre è alle porte per quello che riguarda quando scoppia la pace. Io vi ringrazio perché appunto ci avete seguito sempre con molto entusiasmo e vi abbiamo portato a braccetto in questi mesi alla scoperta delle manifestazioni più rilevanti che hanno visto come protagonista Vittorio Veneto. Un grazie a tutti i tecnici che in questi mesi hanno realizzato le immagini anche per questa rubrica, così come per tutte le manifestazioni che abbiamo seguito. Un grazie va al maggiore Luigino Teso dell'Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione del Comando Forze Operative Nord. Un grazie lo rinnovo all'assessore De Nardi che ha fortemente voluto questa trasmissione. E grazie a tutti gli ospiti che si sono avvicendati in questo percorso. Si chiude qui quando scoppia la pace, però nei prossimi giorni ci saranno tantissime dirette che la nostra emittente realizzerà per tenervi aggiornati minuto per minuto su gli eventi finali delle celebrazioni della fine della Grande Guerra. Tra l'altro la cerimonia del 31 a partire dalle ore 10:30 andrà in onda anche in diretta sul nostro canale, sul canale 112, e poi verrà replicata anche per chi magari, essendo che è un giorno feriale, non potesse essere qui fisicamente in piazza oppure non potesse vedere in diretta l'evento L'Esercito Vince. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia, appuntamento alla prossima.